Bentornati nel nuovo aggiornamento con le previsioni meteo da satellite. Notiamo l'impulso d'aria fredda che è arrivato finalmente sulla nostra penisola, portando un deciso crollo delle temperature. Qualche piovasco resiste ancora sul nord-est, specialmente sul versante adriatico, mentre l'azione dell'impulso più instabile aziona sul centro Europa e sui Balcani. Intanto ha portato delle bellissime nevicate anche abbondanti sulle Dolomiti, quota neve anche fino a 1600 metri ad Alta Badia, Calfosco, con circa 15 cm di neve, ma i fiocchi si sono spinti anche a quote inferiori fino a 1200 metri sulle Alpi orientali e questa notte anche fino a 700 metri a Tarvisio, senza accumuli al suolo. Condizioni che hanno portato nevicate abbondanti soprattutto sulle Alpi centro-orientali e sulle Dolomiti, e delle piogge comunque non troppo intense sul nord-est e soprattutto sulla Emilia centro-occidentale, accumuli attorno ai 50 mm di pioggia. Intanto notiamo la parte più instabile nella giornata di sabato andrà a concentrarsi appunto sui Balcani e sul centro-est Europa, portando dei temporali anche forti. Intanto le temperature minime continueranno a scendere notevolmente, con valori anche sotto i 10 gradi all'alba sulle zone pianeggianti del nord e anche del centro. Nel weekend assisteremo a un clima decisamente autunnale, infatti sabato sono previste più schiarite al nord, salvo qualche addensamento locale sul Triveneto con episodi di nevischio o qualche fioccata sulle Dolomiti a quote attorno ai 1500 metri e qualche debole pioggia in giornata sul Friuli Venezia Giulia durante le ore pomeridiane. Sulle regioni centrali prevarrà il sole, specialmente sul versante tirrenico, un po' di variabilità invece sul versante adriatico con ancora cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso. Addensamenti avremo invece al sud con possibilità di alcune piogge sulla Calabria tirrenica al nord della Sicilia e la medio-alta Puglia, soprattutto nella prima parte della giornata. Domenica invece prevalenza di bel tempo un po' dappertutto, qualche pioggia sarà nuovamente possibile sulla Puglia e sulla Sicilia settentrionale, altrove avremo un po' di nuvolosità irregolare che disturberanno i cieli sul medio Adriatico e sul versante ionico per il transito appunto di qualche velatura, altrove invece tornerà a prevalere il sole con temperature massime oltre i 20 gradi un po' dappertutto. La perturbazione continuerà ad agire sui Balcani, portando ancora dei temporali sparsi su tali zone e episodi di nevischio sulle Alpi di confine, mentre nella giornata di lunedì continuerà ad avvicinarsi sempre più. Tale perturbazione continuerà a cambiare rotta per portare un deciso cambio di scenario. Questo perché assisteremo contemporaneamente a un anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale che cercherà di estendersi verso il nord Europa e la Scandinavia, piazzandosi così al di sopra di questo vortice che andrà a formarsi tra lunedì sera e nella giornata di martedì. Lunedì comunque sarà in prevalenza stabile sulle regioni occidentali, quindi sul nord-ovest, sulla Sardegna e su buona parte del versante tirrenico. Invece quelle orientali subiranno l'influenza di questo piccolo minimo depressionario che porterà della debole instabilità al nord-est. Si tratteranno comunque di deboli piogge soprattutto sul versante adriatico e anche sull'estremo sud. Non saranno possibili dei temporali se non durante la serata, quando assisteremo a un deciso peggioramento a partire dalle regioni meridionali per l'instaurazione di un minimo depressionario sul basso Tirreno nella giornata di martedì. Infatti il vortice guadagnerà terreno verso ponente seppur indebolito, ma coinvolgerà buona parte dello stivale con della instabilità che potrebbe presentarsi anche sulle regioni tirreniche e al nord-est. In questo caso nella giornata di martedì sembra più probabile che la fase perturbata andrà ad interessare i Balcani e soprattutto le regioni meridionali e del medio-basso Adriatico. Le condizioni instabili potrebbero portare anche a delle instabilità soprattutto sulla bassa Sardegna e sulla Sicilia, con una fase di maltempo incisiva anche seppur debole sulle regioni settentrionali, in modo particolare sulla Emilia-Romagna e sulle Marche, con della decisa instabilità come notiamo più intensa, con locali temporali possibili soprattutto sulla Puglia e sul Molise e sulla Calabria. Clima nettamente sotto la media per il periodo, questo a causa per l'appunto dell'instaurazione di due promontori
anticiclonici sul nord Europa che continueranno a mantenere le temperature spesso inferiori alla media stagionale, giornate umide e a tratti piovose un po' su tutta l'Italia. Questo potrebbe perdurare fino al weekend. Assisteremo a una circolazione invertita per il posizionamento dell'anticiclone sulla Scandinavia, quando normalmente in questo periodo le condizioni atmosferiche portano alle nostre latitudini allo scorrimento di perturbazioni atlantiche da ovest verso est. In questo caso la circolazione viene invertita a causa dello spostamento degli anticicloni che invertono il flusso d'aria fredda da est verso ovest. Ricorreremo quindi a una settimana caratterizzata da più fasi piovose e umide, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Durata ancora da stabilire, sembra che potrà protrarsi questa lunga fase instabile e fresca almeno fino al 23 del mese. Un accenno anche alla Nina, che è prevista aumentare di intensità nel corso dei prossimi mesi. Assisteremo infatti ad un aumento della probabilità che la Nina possa manifestarsi di moderata intensità rispetto alle scorse previsioni, quando si prevedeva di deboli intensità. Ciò cosa vuol dire? Che la Nina andrà ad influenzare i modelli atmosferici più direttamente nel corso dei prossimi mesi. La Nina potrà raggiungere il suo culmine tra il tardo autunno, la fine dell'autunno, e l'inizio dell'inverno. Questo insomma vuol dire che la Nina, questo raffreddamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, potrà influenzare anche l'Europa nel corso dei prossimi mesi, ma avremo conferme ovviamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. Intanto continuate a seguirci.